Con questa mozione abbiamo inteso portare all'attenzione del Consiglio regionale una questione che a nostro giudizio è molto cruciale e che riguarda l'attività che le strutture centri antiviolenza, case rifugio e sportelli antiviolenza svolgono nella nostra funzione. Noi sappiamo che il quadro di queste strutture territoriali in Veneto è molto articolato, sono diversi soggetti molto spesso appartenenti al volontariato sociale che collaborano con le istituzioni regionali e territoriali per offrire questo servizio fondamentale. Sappiamo quanto molto spesso della politiche per contrastare la violenza contro le donne si discuta all'interno delle istituzioni, sappiamo anche però purtroppo quanto molto spesso a queste discussioni non ci siano decisioni conseguenziali. Oggi noi ci troviamo dunque ad affrontare un tema cruciale rispetto al quale io penso debba essere riportata al centro dell'attenzione la funzione che le istituzioni possono svolgere a supporto, in collaborazione, in ambito di sussidiarietà con tutti i soggetti che, ripeto, contribuiscono da un lato a incentivare quella rivoluzione culturale che dovrebbe finalmente portare questo Paese a superare la lettura patriarcale della società e dall'altro lato molto concretamente ad offrire risposte immediate e fondamentali per tutte le donne che hanno subito violenza e che hanno bisogno sul territorio di trovare protezione e aiuto. La ragione per cui abbiamo presentato questa mozione è che nel settembre del 2022 è stata sancita in sede di conferenza Stato-Regioni un'intesa che è andata a modificare i criteri sulla base dei quali le risorse nazionali e regionali possono essere stanziate a queste strutture che sui territori si occupano appunto di contrastare la violenza contro le donne. Ora, questi criteri che dovrebbero essere dalle strutture tutti adempiuti contemporaneamente rischiano di mettere sostanzialmente fuori gioco oltre la metà delle strutture della nostra regione che nei fatti sembrano non essere in grado di adempiere a tutti i requisiti richiesti, in particolare a quello che richiederebbe a queste strutture la disponibilità di un numero, diciamo un numero verde, un numero telefonico a disposizione delle donne H24 7 giorni su 7. Ora, cos'è che ci preoccupa della situazione e perché abbiamo inteso portare questa discussione all'interno del Consiglio regionale? La prima è che questa intesa rischia di impattare in maniera pesantissima sulle strutture regionali che si occupano di violenza contro le donne. E quindi la prima questione è se forse non fosse stato il caso, non sarebbe stato il caso all'interno della conferenza Stato-Regioni nel momento in cui abbiamo stipulato quell'intesa di porre il tema, perché è evidente che questi criteri possono essere adeguati ad alcune realtà territoriali, certamente non lo sono per la nostra regione. Quindi approfitto anche della presenza dell'assessore Lanzarin per cercare di capire come mai ci troviamo oggi a dover arginare appunto un fiume che però è già partito. La seconda questione è che riguarda la tempistica, perché noi sappiamo che questi criteri in linea teorica dovranno essere attuati dal marzo 2024, quindi tra pochissimi mesi. E ci sembrava necessario e urgente che questo Consiglio regionale si facesse carico del problema per offrire una soluzione ai tanti operatori e alle tante operatrici che in questi mesi vivono con ansia drammaticamente questa incertezza rispetto al loro futuro. Faccio presente che parliamo nella stragrande maggioranza dei casi di volontari e volontarie che offrono gratuitamente la propria impegno, la propria professionalità per supportare, diciamo, un servizio pubblico non sempre adeguato. La terza questione riguarda in generale le risorse, perché è evidente che se noi dobbiamo affrontare delle condizioni mutate, dobbiamo essere messi nelle condizioni di poterlo fare con dotazioni finanziarie adeguate. Ad oggi tutta la partita delle politiche contro la violenza sulle donne è finanziata per la stragrande maggioranza da un fondo nazionale, più o meno di 2,2 milioni di euro per quanto riguarda la Regione del Veneto, e da un fondo regionale di 1 milione di euro. Attraverso la somma di questi due fondi noi garantiamo le decine di strutture, centri antiviolenza, sportelli antiviolenza, case rifugio, oltre a tutta l'attività
di tipo educativo e divulgativo che queste associazioni e queste organizzazioni fanno nelle scuole e nella società. Ora è chiaro che Collega, siamo, la invito a concludere. chiudo Presidente, in una condizione in cui in generale è necessario intervenire. Quindi con questa mozione impegniamo la Giunta a stanziare le risorse necessarie, ulteriori rispetto a quelle che ho già citato, per affrontare la questione dei criteri e ad attivare un processo collaborativo e di condivisione con gli operatori e le operatrici per risolvere la situazione.